Buongiorno, dottor Maurizio Castro, la ringraziamo per la disponibilità che lei sta dando a Veneto Welfare e alla Regione Veneto per queste interviste in un periodo storico un po' particolare. Grazie a voi per aver pensato a me per una riflessione da condividere con tanti amici. La ringraziamo ancora nuovamente. È indubbio che quello che stiamo vivendo ci richiede come struttura Veneto Welfare una riflessione non solo di carattere, definiamolo strutturale, ma anche di prospettive, quindi di carattere congiunturale. La pandemia ci sta ponendo delle sfide nel tentare di ripensare a nuovi modelli di welfare e probabilmente ne conseguirà anche l'intenzione di ridisegnare quelle che sono le politiche del lavoro un po' come le vedevamo fino ad oggi. Quindi abbiamo ripetuto fin troppe volte che questa pandemia da Covid-19 è un evento di tale impatto da determinare un cambio epocale. Secondo lei, quali sono le conseguenze che comporterà nei sistemi di welfare e nelle politiche del lavoro regionali, ma in modo particolare anche un respiro nazionale? Ma innanzitutto la crisi che stiamo incominciando faticosamente, dolorosamente a attraversare ha una dimensione sconosciuta. Se guardiamo le previsioni dei più accreditati enti internazionali, stiamo parlando di una caduta del PIL solo per il 2020 di 10 punti per il nostro paese. Se pensiamo che nell'anno più terribile di quella che chiamiamo grande crisi, quella cioè incominciata nel 2007 e protrattasi in Italia sino al 2015, l'anno più terribile fu il 2009 e non si raggiunse il -5, quindi siamo su un ordine di grandezza doppio rispetto a quello della più terribile crisi economica della storia repubblicana. La dimensione ha una sua importanza perché su queste grandezze la capacità di lacerazione del tessuto economico e sociale è potente e prepotente. Ma come è stato detto molto bene, questa è soprattutto una crisi antropologica. L'idea stessa di progresso che aveva segnato la storia sociale del dopoguerra vacilla. E la stessa idea, se mi lascia dire, ideologia della globalizzazione che segna il trentennio 9 novembre 1989, caduta del muro, e 30 dicembre 2019, il primo paziente affetto da Covid-19 censito a Wuhan, capiamo come dovremo riscrivere tutto il nostro approccio ai temi dell'economia, ai temi della società e in qualche modo ai temi della cultura. Questa dimensione pubblica, secondo me, avrà rilievo nella sua costitutività regionale, è quello che il comune amico professor Paolo Feltrin chiama il mesocorporativismo. Ci sarà un forte tasso di concertatività nel governo di questa crisi e la regione ne sarà lo snodo principale. Ultimo appunto, welfare come capacità di governo di fenomeni complessi ed integrati. Un cenno velocissimo, pensiamo all'ammortizzazione sociale e il ruolo cruciale che potrà avere il welfare. Pensiamo ad un tema come quello della salute e la sua declinazione più critica in queste settimane, le case di riposo, che probabilmente attraverso un governo regionale del welfare potranno conoscere il percorso di una riorganizzazione profonda. Tra gli elementi principali che ha evidenziato in termini strategici emerge chiaramente il ruolo dell'ente pubblico, ma in sinergia con quelle che sono poi il futuro del ruolo delle parti sociali. Come potranno essere strategicamente integrati le due prospettive, i due soggetti in un ridisegno di quello che potrebbe essere il nuovo welfare regionale? Più pubblico è un dato che tutti gli analisti leggono nella scrittura del governo della crisi nei prossimi anni e ne abbiamo d'altra parte segni evidenti, basti pensare alla riscrittura di tutta la Golden Power nel decreto liquidità, che non mica è un fenomeno solo italiano, si parla di nazionalizzazione in Germania di Lufthansa, sia pure in forma indiretta. Un modo per mediare, per rendere socialmente attivo e propulsivo l'intervento del pubblico è quello di integrarlo in un nuovo modello concertativo, il cui fulcro, il cui perno sia però la dimensione territoriale, la dimensione regionale. Questa nuova triangolarità è secondo me la
cosa è più interessante? Torniamo alla concertazione, ma non in qualche modo la concertazione programmatoria che ha segnato la grande stagione dell'inizio degli anni 90 sino alla crisi del modello nel 98, ma una concertazione su base regionale e innervata di una relazione molto più dinamica e in qualche modo molto più gestionale che non programmatoria. I numeri le danno ragione, perché i numeri delle richieste di cassa integrazione in Veneto sono numeri importanti. Parliamo di un terzo quasi della forza lavoro veneta ha fatto richiesta per le casse integrazioni. Se questo poi lo aggiungiamo su scala nazionale, le problematiche sono ancora più complesse. Quindi, se da un lato abbiamo la necessità di ridisegnare nuovi modelli di politica del lavoro, dall'altro abbiamo anche la necessità di trovare nuove prospettive e nuove risorse economiche da poter spendere a livello territoriale. In Veneto si sta parlando, dottor Castro, ad esempio, di tentare di allargare forme di ammortizzatori sociali anche alle libere professioni, non come singola incentivazione mensile, un po' quello che si vede su scala nazionale, ma come viene fatto un po' per i lavoratori dipendenti, quindi forme di cassa integrazione allargate, le definisco in modo grossolano, a quelle che sono le libere professioni. Perché? Perché di fatto oggi le micropartite IVA, le piccole realtà imprenditoriali sono quelle che stanno affrontando delle difficoltà importanti e stanno avendo anche forti problematiche in termini di risorse e di liquidità a breve. Come si potrebbe affrontare, ma soprattutto quali potrebbero essere i nuovi modelli da mettere in campo immediatamente per cercare di risolvere quello che è un problema immenso, che è anche la forma di liquidità immediata? Ma io penso a due grandi strade. Una prima strada è quella, certo, di non conoscere più la perimetrazione tradizionale del lavoro subordinato, ma una dimensione estesa oltre la cittadella del lavoro subordinato, secondo l'intuizione che fu di Marco Biagi, per certo verso, alla fine degli anni 90, ma evidentemente l'unico modo per evitare una degenerazione assistenzialistica di questa espansione dell'intervento di supporto dell'ammortizzazione sociale è la mediazione attraverso la rappresentanza sociale. Nel caso delle professioni, gli ordini, che non dimentichiamo hanno una natura pubblicistica nel nostro sistema, possono recuperare una vitalità nel loro funzionare attraverso un intervento regolatorio insieme con la regione, insieme con la rappresentanza sindacale tradizionale, anche in questo tipo di direzione. Un'altra grande occasione è che secondo me una grande regione come il Veneto, che ha dei vantaggi rispetto alle altre regioni italiane formidabili, è l'unica regione che ha un grande fondo di previdenza complementare su base regionale, è una regione che ha uno strumento come quello di Veneto Welfare dove la regolazione può avvenire in modo particolarmente efficiente e intenso, ed è la regione che, pensiamo al settore degli artigiani, ha una meravigliosa esperienza di bilateralità. Mettendo insieme queste tre caratteristiche, ad esempio, si potrebbe recuperare l'intuizione carnitiana dell'inizio degli anni '80, quella del fondo di solidarietà, per orientare, si ricordano, lo 0,5% Certo. trattenuto sui salari, che potrebbe essere integrato questa volta da una dimensione corrispondente, corrisposta dai datori di lavoro. Questo potrebbe generare una massa di intervento molto mirato, molto alimentato e insieme orientato alla politica industriale, che è uno strumento di ammortizzazione indiretta vero, cioè non soccorso, non sostegno, non supporto, ma creazione positiva di forme di accoglienza, di professionalità, di capacità imprenditoriali, di generazione di vitalità economica. Questa dinamicità che lei sottolinea è indubbio presente poi nel DNA della Regione Veneto. Lei citava la bilateralità dell'artigianato, è stata una delle prime a partire dagli anni 90 su scala nazionale, e a tutt'oggi è uno strumento strategico anche per l'erogazione di ammortizzatori sociali, quali una cassa integrazione in deroga per soggetti sotto i 15 dipendenti per microimprese. A questo si aggiunge tutto il tema del previdenziale, quindi della previdenza complementare e della sanità integrativa. Sono strumenti storici che recentemente avevano avuto un'implementazione anche in termini di adesioni con risultati importanti.
Alla luce di quello che stiamo affrontando, quindi la pandemia, ma il cambio epocale anche in termini di politica del lavoro, come vedi il futuro di questi due strumenti? Ma innanzitutto il mio suggerimento caldo, appassionato, è quello di investire sempre di più in questi strumenti di integrazione. È sotto l'occhio di tutto una dimensione che non può essere retta a lungo. Nel documento, nel DEF appena emesso dal governo, si indica il tasso di indebitamento per il 2020 al 155,7% del PIL. Un intervento socialmente necessario è proprio quello di valorizzare tutti gli strumenti integrativi generati dalla contrattazione, governati dalla contrattazione, concertati dalla contrattazione insieme con linee guida di matrice regionale. Questa dimensione, che è della rappresentanza, che è della istituzionalità attiva dell'ente locale, sono le chiavi del successo. Sia sul versante della previdenza complementare, dove il Veneto è leader e dove probabilmente l'esperienza andrà rinnovata, e resa anche più generosamente spendibile, cioè in qualche modo una possibilità di investimento più propulsivo. È possibile immaginarla, in qualche modo lievemente riorientando l'equilibrio tra capacità reddituale e capacità di proteggere effettivamente soldi sacri come sono quelli delle pensioni. Certo. Probabilmente in questa fase può essere leggermente riequilibrata a favore dell'audacia, che non è mai temerarietà, ma che è capacità di supportare un processo che indirettamente può proteggere meglio Certo. la dimensione anche sociale di quel tipo di retribuzione differita. A maggior ragione evidentemente sulla sanità, che va riscritta. Il successo del modello Veneto, che è stato anche successo di una medicina del territorio più contigua al punto del fare, è tipicamente fatta per essere felicemente sostenuta da modelli di welfare, mentre in qualche modo il modello focalizzato sull'acuzie è più difficile da sostenere attraverso la diffusività della sanità integrativa governata dal welfare, invece è l'ideale per questo tipo di interventi. Quindi su questo vedo un lavoro fortissimo. Non a caso all'inizio della nostra conversazione ricordavo le casse di riposo che vanno rifondate, ma che già oggi intorno al 15% degli accordi aziendali prevede come destinazione di welfare. Questo tipo di destinazione va orientata, va governata da una sorta di orientamento generale garantito dalla regione attraverso la sua agenzia, il suo strumento Veneto Welfare, che non è solo strumento di gestione, ma in questa fase, se posso permettermi un consiglio affettuoso, Certo, ci deve essere mancherebbe. anche uno strumento, come dire, di elaborazione ideologica, di elaborazione programmatica, di elaborazione progettuale. Noi abbiamo a livello regionale un modello di welfare che affronta probabilmente per aree complementari ma individuali il tema del welfare sul settore sanitario, sociale, il tema del welfare nel settore imprenditoriale, economia, e il tema del welfare affrontato nel settore del lavoro. L'integrazione delle tre aree, come la possiamo ipotizzare e la riterrebbe strategica? Anche in termini di rappresentanza politica. Altre regioni, ad esempio, penso alla Lombardia, hanno un assessorato al welfare a livello regionale. Quindi, per poter mettere assieme le tre aree a fronte di una possibile discussione diffusa, oltre che a proporre modelli, come potremo attuarle? Finora i gestori hanno alla fine scelto prudenzialmente, difensivamente l'immobiliare, perché sostanzialmente rientrava in una sfera percepita come eccessiva di responsabilità gestionale la scelta dell'investimento industriale. Ma se questo rientra in un processo che vede in una dimensione di politica industriale essenziale il ruolo non soltanto regolatorio ma anche programmatorio dell'ente regione, è evidente che questa preoccupazione si sbriciola ed è ben possibile pianificare in una prospettiva triangolare, parti sociali, regione, gestori, una politica molto più capace di generare positività di ricadute sul territorio.
Grazie ancora, dottor Maurizio Castro. Quest'ultima sua conclusione ripone al centro del dibattito che noi stiamo affrontando in termini di welfare il senso di comunità, perché è quel senso di comunità che noi abbiamo avuto a livello territoriale che ha arginato anche quella pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo tutt'oggi vivendo, perché non è che abbiamo diciamo, li iniziamo, ma abbiamo comunque delle perplessità. Grazie ancora, grazie per la sua Grazie a voi. disponibilità